Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Il Veneto è una regione ricca di prodotti, l'agricoltura produce vino di altissima qualità, ortofrutta, ricordiamo i nostri radicchi, prodotti riconosciuti dei marchi europei, DOP, IGP e quant'altro. Ma c'è un prodotto, che è il legno, di cui si parla poco e che invece le nostre meravigliose foreste del Bellunese, il Veronese, il Vicentino invece ne sono ricche. Se ne parla poco, ma oggi invece noi parleremo proprio di questo, parleremo della filiera foresta-legno, parleremo del prodotto legno. E con chi se non con il dottor Giustino Mezzalira, che è il direttore della sezione ricerca e gestione agroforestali di Veneto Agricoltura forestale, quindi intenditore di questi temi. Lo abbiamo già avuto nostro ospite, grazie Giustino per essere qui con noi. Perché si parla così poco di legno e della foresta e della filiera foresta-legno, visto che la nostra regione è così ricca invece di foresta? Grazie Renzo. Allora diciamo prima di tutto che di boschi tutto sommato si parla parecchio, pensiamo quanto ne abbiamo parlato nell'ultimo anno e mezzo dopo quella terribile tempesta che ha sconvolto le nostre foreste, come in generale le foreste del Ma del legno, del prodotto del legno che non parliamo, perché pare ci siamo dimenticati che i boschi producono anche legno. Cioè parliamo dei boschi quando parliamo di funghi, quando parliamo di animali selvatici, quando parliamo di camminate, di paesaggio, di turismo, ma ci dimentichiamo che i boschi producono anche legno, anzi ti insegnano all'università che quella sarebbe la produzione primaria della foresta. Ecco. Perché? Perché l'economia della nostra regione, che pure è una regione dove la lavorazione, la trasformazione del legno è estremamente importante, si è da lungo tempo, non da sempre, ma da lungo tempo dimenticata della produzione locale. Quindi sostanzialmente noi veneti siamo degli straordinari trasformatori, importiamo enormi quantitativi di legname dall'estero, lo trasformiamo, quindi lo importiamo come materia prima, lo trasformiamo perché siamo un'economia di trasformazione delle materie prime e poi riesportiamo in tutto quanto il mondo i nostri prodotti apprezzatissimi come molti altri prodotti del Made in Italy, con un saldo attivo della nostra bilancia dei pagamenti che solo a livello regionale Veneto si attesta intorno ai circa 2 miliardi di euro all'anno di attivo tra import di legname ed export di prodotti in legno. Prima di entrare a parlare di numeri, del bosco e del legno, quindi della filiera foresta-legno, ricordiamo anche che la filiera foresta-legno era entrata tra le 10 filiere agroalimentari venete programmate per l'Expo di Milano del 2015. Quindi ha una radice lontana questo ragionamento che stiamo facendo. La Regione Veneto, quando si è presentata al mondo durante l'Expo, ha detto quali sono le mie 10 grandi filiere. Tutti gli viene in mente il vitivinicolo, il latte, la carne, l'ortofrutta, perché tutti questi ce li immaginiamo. Ma ricordiamoci che la filiera foresta-legno è una filiera che nasce dal primario e quindi è giustamente annoverata tra le grandi importanti filiere della nostra regione. Riusciamo a inquadrare il Bosco Italia e poi il Bosco Veneto con un po' di numeri? Allora, macro numeri. Bosco Italia è ormai 1/3 della nazione, quindi circa oltre il 30% del nostro paese sono sotto gli alberi. Quindi da questo punto di vista siamo un importante paese forestale, siamo esattamente nella media europea, 1/3 dell'Europa è sotto gli alberi. A livello veneto un po' meno, circa il 23-24% della nostra foresta della nostra regione è sotto la chioma degli alberi, perché noi abbiamo un'importantissima, ma tutto sommato limitata, fascia montana, dove i boschi sono abbondantissimi, e poi abbiamo una grande pianura dove, ai noi, ci dobbiamo anche ricordare che la nostra pianura è una delle aree più povere di boschi d'Europa. C'erano i boschi un tempo, originariamente la pianura veneta era un'immensa foresta, ma l'abbiamo eliminata per oltre il 99% e quindi facendo la giusta proporzione una piccola parte della nostra regione, meno della media nazionale, è sotto i boschi, però significativa. Del bosco di pianura ci ritorneremo in una prossima puntata. È un cavallo di battaglia di Veneto Agricoltura. Sì, è un argomento molto interessante perché c'è un progetto di arrivare a un certo 50.000
Vorremmo arrivare, sarebbe un grande risultato, ad avere l'1% della nostra pianura sotto i boschi, che sarebbero comunque circa 5.000 ettari di foresta nella nostra pianura. Adesso siamo a 500, quindi c'è un bel lavoro, però ci siamo dati il 2050 come obiettivo, quindi abbiamo c'è tempo, ma ci ritorneremo su questo argomento. Torniamo invece ai boschi e alle foreste venete, che sono comunque in crescita. Certo. Nel senso che il numero di ettari negli ultimi anni è cresciuto. Sì, pensiamo che negli anni 80 avevamo circa 380-390 mila ettari, adesso siamo verso i 420-430 mila ettari, secondo un po' della contabilità che facciamo. Il bosco sta crescendo non perché noi lo piantiamo, ma perché noi purtroppo stiamo ancora continuando ad abbandonare, soprattutto in montagna, in collina, terreni che l'agricoltura non riesce più a gestire e il bosco si prende lo spazio che le era stato sottratto. Quindi c'è un continuo fenomeno di allargamento della foresta regionale dovuto allo spontaneo rimboschimento. E di chi è il bosco nella nostra regione? Ecco, qui c'è un interessante luogo comune. Quando si parla di boschi si pensa che sia un affare dello Stato, della regione, dei comuni, i boschi comunali, eccetera, eccetera. Invece se andiamo a vedere i numeri, vediamo che 2/3 del bosco regionale sono in mano private, quindi circa 66-67% della foresta veneta è in mano a privati, in parte maggioritaria a proprietari singoli, e poi c'è un interessante 4-5% che è in mano alle proprietà collettive, quelle che nel bellunese sono note come le regole, che sono delle antichissime proprietà collettive dove l'intera comunità che abita in un territorio che è comproprietaria in modo indivisibile di quel bosco. E ascolta Giustino, visto che stiamo fotografando il bosco veneto velocemente, in cosa si contraddistingue? Da cosa è formato il bosco veneto? Allora, il bosco veneto ha una caratteristica che poi è tipica dell'Italia, è estremamente diverso. Noi siamo il paese della biodiversità da tutti i punti di vista, quindi non è come il bosco della Svezia che uno dice abete rosso, pino silvestre e betulla ha detto tutto. Nei nostri boschi ci sono decine e decine di specie diverse, ci sono tantissime tipologie di foresta e all'interno di queste tipologie eccellono alcune tipologie. Pensiamo ai boschi di abete rosso, conosciuti a tutti quelli che vanno a funghi o a passeggiare in montagna, piuttosto che alle faggete, pensiamo alla meravigliosa faggeta del Cansiglio. Ecco, poi abbiamo molti boschi misti di latifoglie, soprattutto nella fascia media, nella fascia collinare, ecco, quindi grande diversità, questa è la caratteristica. Ecco, e quindi adesso veniamo a una domanda che secondo me è quella cruciale, nel senso che nel Veneto c'è il legno, abbiamo i boschi, c'è il legno, ma non viene lavorato. No. Quindi com'è che avviene la gestione del legno veneto? Allora, diciamo che complessivamente quello che è più impressionante nella nostra fotografia è che pare ci sia stato il disegno di una mente superiore che ha detto ragazzi il legno lasciatelo là perché deve accumulare carbonio contro il cambiamento climatico, deve fare habitat per la fauna selvatica, paesaggio eccetera eccetera. Purtroppo non è così. Il nostro legno resta nei boschi perché siamo male organizzati per quanto riguarda la filiera, quindi tagliarlo, utilizzarlo, trasformarlo e poi venderlo come prodotto finito. La scorciatoia del nostro straordinario sistema produttivo è stato il legno me lo vado a prendere dove è più comodo, alzo il telefono, mi serve quello, mi arriva. Se dovessi fare la stessa operazione, mandami 10 camion di abete rosso in tavole diventerei matto se volessi prendere quello del Cadore o dell'altopiano di Asiago. Quindi il problema cruciale è che abbiamo tutta una serie di nodi che fanno sì che non riesca a fluire facilmente il legname ottimo dei nostri boschi fino alle nostre imprese. Qui devo dire c'è una cosa molto interessante, Renzo, che da alcuni anni opera a livello regionale un consorzio tra imprese, soprattutto imprese di trasformazione, che si chiama Consorzio Progetto Legno Veneto, che ha proprio l'obiettivo quello di far usare di più il legno locale prodotto nel Veneto. E quindi mi sembra di capire che l'anello debole di questa catena sono le imprese. L'anello debole, se vuoi, non sono le imprese che sono molto brave, trasformano, sono competitive, vanno nel mercato, vincono, vendono i nostri prodotti, ma è l'anello che sta tra il bosco
la proprietà forestale, che come abbiamo detto prima, per gran parte è fatta da piccolissimi proprietari che non riescono a fare sinergie. Non è come dei vigneti che anche se hai mezzo ettaro, un ettaro, ma sei nella zona del Prosecco, poi avrai la cantina, avrai il grande brand che te lo compra e lo fa diventare un fenomeno mondiale. Qui purtroppo la piccola proprietà forestale non aggregata non riesce a far arrivare il legname, e il nodo critico, centrale, fondamentale è la mancanza ormai delle segherie. Le segherie sono scomparse. Oggi l'abbiamo visto con Vaia, magari raccogliamo legno nei nostri boschi e lo mandiamo fuori regione a trasformarlo, perché abbiamo perso la capacità di trasformarlo nella nostra regione. Se non hai le segherie, se non hai i consorzi a monte, purtroppo non riesci a usare il tuo legno a dare un valore aggiunto. Ricordiamo che tutti questi ragionamenti noi li abbiamo raccolti in questa interessante pubblicazione, Il risveglio della foresta, che è il quaderno numero 19 della collana di Veneto Agricoltura. Può essere scaricato dal sito internet appunto dell'agenzia regionale. È importante anche ricordare delle date, credo, stiamo andando verso la chiusura. Sì. Di questa puntata. A settembre ci sarà il festival e la fiera della foresta, sì, che si terrà a Longarone Fiere e in Cansiglio nei fine settimana 11, 12, 13 e poi 19, 20 settembre. Perché sarà importante quell'appuntamento? È molto importante questo appuntamento e speriamo veramente che poi sia anche coronato da un successo di pubblico, sempre se il Covid ce lo permetterà, ma comunque saremo anche molto online, on the web, con workshop, incontri, convegni, eccetera, eccetera. È molto importante perché tutta questa cosa è nata dopo Vaia. Ci siamo accorti, Vaia è un momento terribile, è uno iato tra il prima e il dopo. E Vaia ha messo in evidenza tutte queste debolezze del sistema forestale. Se pensiamo che gran parte del legno che stiamo raccogliendo dopo il disastro nei nostri boschi esce dal territorio regionale, non dà valore aggiunto, non resta qui da noi, ma se ne va via verso luoghi che lo trasformeranno e gli daranno valore aggiunto, capiamo che la nostra comunità sta perdendo cifre estremamente importanti. Soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, con un tessuto già forte, poter valorizzare il nostro legno potrebbe essere un fattore di competitività per la nostra comunità. E quindi abbiamo voluto, grazie a Longarone Fiere, dedicare un momento all'anno, ai primi di settembre, per ragionare intorno a queste cose, mostrare il meglio delle tecnologie, mostrare le nostre migliori aziende, ma soprattutto un momento di confronto. Ecco il festival, che è veramente un grande forum dove un partenariato molto diffuso e molto eterogeneo si trova intorno al festival per ragionare intorno al futuro di questa importante filiera. Allora, noi ci ritorneremo di sicuro prima di settembre su questi argomenti perché sono davvero interessanti e importanti. Valorizzare quindi il legno dei boschi veneti è la parola d'ordine da qui in avanti, sì, che ci accompagnerà da qui in avanti e se ne parlerà. Se ci pensi, Renzo, è quello che abbiamo fatto nel passato con l'agroalimentare, no? Siamo passati da delle commodity, dei prodotti senza un'anima, a delle specialty. Ecco, quello che vogliamo fare è che anche domani si possa dire non solo legno di faggio, non solo legno di abete, ma cominciamo a dire abete di Asiago, larice di Zoldo, faggio del Cansiglio, castagno delle piccole Dolomiti. Questo è il lavoro che il consorzio Progetto Legno Veneto sta facendo, proprio dare un nome, una storia, un'identità al legno della nostra regione. Bene, ringraziamo il dottor Giustino Mezzalira per essere stato nostro ospite oggi. Sicuramente ci ritorneremo su questi temi davvero molto interessanti. Un arrivederci a tutti.